Doppio chilometro per 4 anni. In 6 al via 1 Zara, Giuseppe Tutino 2 Zaffiro Trio, Marco Stefani 3 Zumo P, Vincenzo Luongo 4 01 MMG, Aniello Vitagliano 5 Zitto Zitto GSO, Roberto Andreghetti 6 Zarina di Roberto, Battista Congiu. Macchina che prende graduale velocità, va per lasciare i concorrenti, mancano un paio di centinaia di metri allo stacco e discosta dall'ala. Zara, si ritraggono Zitto Zitto GSO e Zarina di Roberto. Stacco della macchina con 01 MMG, spesa 0 al comando. Nei confronti di Zaffiro Trio che non perde tempo, si presenta all'imbocco della prima piegata all'esterno del leader. In terza posizione Zumo P, quindi Zara alla retroguardia, Zitto Zitto GSO e Zarina di Roberto. 16,5 il lancio, 01 MMG leader, progredisce Zitto Zitto GSO che va al fianco di Zaffiro Trio, si presenta a lato di 01 e lo sopravanza i primi 400 metri in 32,5, Zitto Zitto GSO al comando. 01 MMG, parte integrante della fila indiana, composta anche da Zaffiro Trio, Zumo P, Zara e Zarina di Roberto. Quando si va a completare i 600 di gara in 47 appena abbondante, Zitto Zitto GSO che ha cambiato le carte in tavola è leader, spesa relativa nei confronti 01 MMG, lì ben contento di seguire la scia del leader e battistrada al completamento del primo giro in 1:1:8. Non muta la fila indiana quando si va al completamento del chilometro. Zitto Zitto GSO sempre leader nonostante una seconda frazione in 29,2. Mette assieme un chilometro iniziale in 1:16:8. Si viene davanti dalle tribune a un giro dalla conclusione, 14,5 questo parziale. Guida nei confronti 01 MMG, poi Zaffiro Trio, Zumo P, Zara accusa Zarina di Roberto che perde contatto col quintetto di testa. 14,9 anche la piegata di destra, l'errore di 01 MMG, ne approfitta Zitto Zitto GSO per prendere margine a 500 metri dalla conclusione in maniera anche netta. Zara è all'interno di Zaffiro Trio che si era scostato dai birilli, il completamento del miglio in 2 minuti. Zumo P che viene via in terza corsia sul calo troppo accentuato di Zaffiro Trio, 250 metri al termine, Zitto Zitto GSO in netta evidenza nei confronti di Zumo P e Zara, 150 al termine, Zitto Zitto che ha 3 lunghezze e mezza di margine nei confronti di Zumo P che finisce bene ma tardi nel tratto conclusivo. Zitto Zitto GSO che viene a vincere davanti a Zumo P al terzo. Zara 2:28,5 il doppio chilometro, il che significa un secondo giro nell'ordine dell'1:12, lira più, lira meno. Zitto Zitto GSO, Roberto Andreghetti. Il treni di Maurizio Cheli, i colori della signora Sonia Galanti. Il numero 5 sul tabellone al primo posto, al secondo il 3 Zumo P, al terzo l'1 Zara. Questo l'arrivo della quinta di Cesena.